Parliamo tutti di carta. È la nuova campagna di Etra per migliorare la qualità della raccolta differenziata di carta, cartone e cartoni per bevande. Un progetto che coinvolge gli utenti, le amministrazioni comunali, le scuole e le aziende con numerose iniziative pianificate in accordo con Comieco, il Consorzio Nazionale per la raccolta e il recupero degli imballaggi a base cellulosica e con la collaborazione di Tetra Pak Italia, partner del progetto. Nonostante il conferimento di questa frazione sia una prassi consolidata nel territorio, la comparsa sul mercato di prodotti sempre diversi provenienti dall'industria dei materiali cellulosici richiede ai cittadini di prestare maggiore attenzione. Un prodotto che genera spesso dei dubbi è rappresentato dai cartoni per bevande, per latte, succhi di frutta e dalle confezioni in poliaccoppiato per alimenti che, essendo composti prevalentemente da cellulosa, devono essere conferiti con la carta, ma solo una persona su 4 rispetta la buona prassi. È una campagna importante, noi attualmente recuperiamo per quanto riguarda la carta una percentuale del 25%, è una percentuale buona ma è una percentuale che può essere aumentata, incrementata e quindi aumentare alla fine quelle che sono le tonnellate che poi possono essere utilizzate per il riciclo e per il recupero e quindi anche in un'ottica di sostenibilità ambientale. Parliamo anche di minori emissioni di CO2, quindi in atmosfera, minore inquinamento da un punto di vista ambientale e questa credo che sia una delle cose principali ma soprattutto quello che va alla fine a chiudere il cerchio. Grazie al primo impianto in Italia messo a disposizione da Etra a Campodarsego in provincia di Padova, che attraverso nuove tecnologie separa rifiuti cellulosici, il cartone da una parte, la carta dall'altra e il Tetra Pak da riciclare separatamente, si valorizza questo tipo di materiali e si evitano sprechi. Erroneamente vengono invece gettati in quantità elevate nei contenitori della plastica o del secco, perdendo una consistente quota di rifiuti riciclabili che potrebbero avere vita nuova. Un peccato anche perché quella dei brick è una carta particolarmente pregiata. Questo nell'ottica del principio di filiera corta, di riciclo di prossimità, una delle filosofie che noi stiamo portando avanti con Etra. Cosa è conforme alla raccolta di carta e cartone? Vanno nella carta i cartoni per bevande, giornali, riviste, la carta da macelleria, i sacchetti del pane, i foglietti illustrativi dei farmaci. Non vanno nella carta la carta da forno, la carta vetrata e lo scotch di carta, a dispetto del nome, gli scontrini fiscali dei negozi, i cartoni della pizza se troppo sporchi. Per noi è particolarmente importante e siamo particolarmente felici di supportare Etra per un ulteriore miglioramento dei suoi risultati. Una delle risorse che riteniamo importanti, l'anno scorso oltre 1.600.000 euro sono il riconoscimento che Comieco ha dato ad Etra per l'attività di raccolta differenziata e compreso appunto questa attività specifica di separazione dei cartoni per bevande. Ci sono tante amministrazioni che in Italia fanno bene, il nostro paese deve essere particolarmente orgoglioso dei risultati che ha raggiunto e però adesso è importante anche mantenerli. I numeri da record sottolineano l'efficienza dei cittadini sulla raccolta differenziata di carta e cartoni in Italia, con l'85% di materiale riciclabile e di recupero, dato che supera la media europea, ottenendo benefici economici derivati dal valore della materia prima generata dal riciclo e i mancati costi di smaltimento. Infatti, il recupero di 9 imballaggi a base cellulosica su 10 ha impedito la costruzione di almeno 22 nuove discariche nel 2012. Il gesto che compiamo è sempre quello, quindi di portare la confezione nel cestino, indirizziamo verso il cestino giusto. Si prevede per quest'anno di intercettare su questo impianto circa 150 tonnellate di confezione, il nostro obiettivo è arrivare a 500, quindi coprire tutte le potenzialità dell'impianto. Sono 350 tonnellate sottratte alla discarica che diventano nuova materia prima per un impianto produttivo in provincia di Verona. Negli ultimi anni la raccolta è cresciuta tantissimo, nel 2012 sono state riciclate in tutta Italia oltre 21.400 tonnellate, equivalgono a 1.200.000.000 di confezioni, quindi diciamo, il cittadino è attento, vogliamo stimolarlo a fare di più, quindi senza impazzire, senza inventarsi cose strane, ma solo con un piccolo gesto.